È al corrente del piano di raddoppio della discarica di rifiuti speciali di Corona Sbentosa? No. Come no? Ho sentito. Raddoppio. Imbola da Saghi Beste che credi invece. Sì, non eri al corrente? Non era al corrente, no. Ma veramente il comune non ci ha detto niente. Noi aspettavamo un'assemblea per sapere qualcosa e nulla è successo. Io so che queste cose sono state già decise in precedenza, quindi questo qui bisognerebbe chiederlo a chi lo ha deciso per noi. Prima di tutto a chi ce l'ha portata la discarica negli anni 80, quando è che è successo, come si chiama la discarica? Bisognerebbe chiederlo a quelli, come mai questa decisione? Non lo so. Non so come funzioni, non so manco dove sia con una Sbentosa sinceramente. Noi avremmo dovuto essere messi al corrente di questo progetto a marzo del 2020, lo abbiamo scoperto casualmente a agosto 2020. Sì. Il Comune non ha ritenuto necessario informare i suoi cittadini della procedura di VIA in corso per questo progetto. Cosa ne pensi rispetto a questo? È una cosa gravissima. Il Comune anzitutto avrebbe dovuto informare i consiglieri, fare un consiglio comunale ad hoc, informare la popolazione, perché è un problema sentito da tutta la popolazione questo di Corona Sbentosa. Doveva essere pubblicata il 2 marzo, avremmo avuto 60 giorni di tempo per fare osservazioni, obiezioni, qualsiasi cosa. E invece non è stato fatto. La mancata pubblicazione degli atti dell'avviso pubblico sulla procedura in corso di VIA da parte del Comune di Bolottana è una cosa quanto grave? Gravissima. Da 1 a 10, 10. Il silenzio del Comune è dannoso e anche pericoloso. Peraltro dei silenzi se ne stanno verificando troppo da quella parte, quindi... Giustamente la gente deve essere informata, visto che è sul nostro territorio. E poi non si tratta di un ampliamento piccolo, ma un po' grandino. In linea generale io non sono sfavorevole alle discariche, perché da qualche parte bisogna pur metterli i prodotti nocivi, purché siano gestite, fatte e gestite in modo corretto. Di questa non ho nessuna informazione tecnica particolare. È un'autentica schifezza, perché quando la discarica era stata prevista solo per i rifiuti di Ottana, poi è stata ampliata subdolamente dalla regione e fino adesso ho letto sul raddoppio della discarica, il che significa che arriveranno a Bolottana i rifiuti da parte di tutta l'Italia. La proposta di raddoppio intanto andrà avanti comunque perché subdolamente qualcuno accetta ancora le imposizioni che arrivano da altrove e noi sardi sempre a gobba abbassata colliamo tutto su chi Nordano. Perché qui ci portano tutta la merderia di tutta l'Italia e noi respiriamo tutto. Da mamma sono molto preoccupata, molto, perché noi stiamo vivendo ma loro hanno tutto da fare ancora e sinceramente non è un bel patrimonio quello che avranno. Penso che per la salute dei cittadini non si debba fare una cosa del genere, nel senso abbiamo già patito molte morti qua per quanto riguarda tumori e cose varie. Franca, la tua presenza stamattina qua? Vabbè, è direttamente interessata perché la mia salute, purtroppo io ho il cancro e penso che comunque l'ambiente c'entri da quel che respiriamo a quello che mangiamo. Se poi succedono delle cose tipo appunto potenziamento in un territorio già abbastanza provato dalle malattie della discarica, siamo fritti e i nostri ragazzi si ammaleranno. Mi dispiace dirlo, ma è abbastanza inevitabile. Come cittadino di Bologna naturalmente volevo anzitutto vedere il progetto eccetera, poi secondo me è un progetto che andrebbe cassato. Noi come cittadini bolottanesi penso che ne abbiamo avuto abbastanza di queste storie, tra Ottana, discariche davanti e dietro, insomma non sono d'accordo, assolutamente no. È comunque necessario fare chiarezza su questa vicenda. Questo certamente sì.